Non accenna a placarsi la polemica politica scoppiata per il rito islamico celebrato domenica nel parco comunale di Thiene dall'associazione Bangladesh per la pace, dove le donne musulmane sono state separate dagli uomini in un recinto di teli durante la preghiera. Una forma di segregazione femminile sottolineata e rifiutata in un post dal deputato vicentino della Lega Eric Pretto, a cui si sono uniti altri consiglieri e parlamentari di maggioranza. Una posizione invece a cui si sono contrapposti altri politici, primi fra tutti il sindaco di Thiene. La Costituzione ci ricorda che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge e la libertà religiosa è uno dei fondamenti della convivenza. In questo momento storico fomentare odio razziale per meri scopi propagandistici è estremamente pericoloso e miope. Un'accusa pesantissima all'odio razziale che sarebbe stato fomentato nel post incriminato a cui il diretto interessato si è opposto in una nota pubblicata nel pomeriggio. Il parlamentare vicentino si dice sorpreso per la reazione scomposta del sindaco, ribadendo il diritto di esternare il proprio disappunto, sottolineando il tono pacato e non discriminatorio con cui era stato scritto, che non mirava a mettere in discussione la libertà religiosa costituzionalmente garantita. Condannare qualsiasi tipo di discriminazione che avviene nel nostro territorio, nel nostro Stato. Lo dobbiamo condannare, ma non perché loro hanno una religione diversa, perché è giusto condannare qualsiasi tipo di discriminazione, soprattutto le discriminazioni che riguardano le donne. Una riflessione che noi dobbiamo fare per riuscire effettivamente ad arrivare all'integrazione fra culture diverse. Sconcertati gli organizzatori della festa religiosa che doveva unire le comunità per la pace, sottolineano il rispetto delle leggi italiane, chiedendo a loro volta rispetto per le proprie tradizioni. Noi abbiamo praticato la nostra religione con la consapevolezza, pieno di rispetto, onore e con il protezione, abbiamo pregato con le nostre donne. Non ha niente a che fare con la violenza, discriminazione, anzi noi facciamo parte di sostenere il sportello donna. Prendiamo sempre come legge degli italiani, rispetto a tutte le leggi dei comuni rispetto al regolamento di legge di italiano. Subito dopo la preghiera le donne e uomini tutti abbiamo riuniti a condividere le dolci, condividere la gioia di festa, abbiamo stato insieme per più di un paio di ore. Quindi non lo so chi è stato, i leghisti, non hanno fotografato quello, non hanno visto, hanno sottovalutato anche quello.